Da un'analisi che abbiamo fatto sulle MOL delle aziende, che sono le marginalità che le aziende ottengono alla fine dei processi di produzione, scopriamo che se ridistribuissimo il 10% di questo prodotto creato avremmo addirittura risultati che superano i 10.000 euro per dipendente in alcuni casi, ma moltissimi casi di ridistribuzioni anche di 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro per dipendente. Cifre calcolate da uno studio della CISL Filca Veneto tramite la Fondazione Corazzin, che analizza le imprese delle costruzioni e del legno. La legge, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla redditività d'impresa, entrata in vigore a fine maggio, e basata sull'articolo 46 della Costituzione, oggi chiede solo di essere applicata, puntando sulla contrattazione sindacale come sua leva fondamentale. Nel Veneto ci sono 1237 imprese in grado di applicare la legge, tra cui Setten Genesio e Carron tra i casi analizzati, e il 37% di queste potrebbe dare 2.500 euro in più in busta paga. Esempi virtuosi che già accadono in 7 paesi d'Europa, ma che qui stentano a decollare. La 3B di Salgareda potrebbe essere il primo esempio. In 3B, un'azienda di Salgareda un'azienda del pannello che produce per Ikea, abbiamo inserito la partecipazione nella piattaforma ed è in fase di discussione. Partecipazione significa anche più sicurezza per i lavoratori, più coinvolgimento nei processi produttivi e gestionali, senza per questo dover pagare maggiori tasse. Ma perché un'azienda dovrebbe accettare di redistribuire i suoi margini? L'azienda non deve accettare, l'azienda deve capire il valore della partecipazione di un modello distributivo che migliori le condizioni sia salariali che di lavoro dei propri dipendenti, perché questo va a vantaggio di tutta la comunità. Il Veneto potrebbe fare scuola anche grazie ad alcune affermazioni del neopresidente Stefani. Che il Presidente Stefani ha fatto un'apertura importante quando ha dichiarato che vuole costituire il Consiglio regionale dell'economia, e noi pensiamo che quello sia uno strumento che può consentire questa applicazione della legge 76, ma non solo, ma di dare al Veneto una coprogettualità, coprogrammazione, condividendo, coinvolgendo tutte le parti in gioco, dall'università alla ricerca, agli imprenditori, alle parti sociali. Quindi se il buongiorno si vede dal mattino, noi siamo molto fiduciosi che si possa davvero scrivere una pagina nuova, innovativa, di crescita e di sviluppo della nostra regione, attraverso anche la collaborazione forte con la nuova giunta del nuovo Consiglio regionale.